Le avventure più bizzarre, ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia storia. Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato dalle ore 16. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Io di Salvini penso che sia molto furbo, bravo, perché ha portato un partito piccolo, quando ancora ci mettevano l'elmo con le corna. Adesso non credo che se lo mettano ancora l'elmo con le corna. Pure se se lo mettono non dice niente nessuno. Sì, appunto. Se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Questi Padani, Radio Padania, che si ascoltava un certo divertimento, Radio Padania. Faceva ridere Radio Padania, A volte sì. sì, ridi e poi alla fine guarda come ci siamo ritrovati. Tu sentivi Radio Padania? A volte sì. Perché scusa, per sbaglio, per andavi a cercare? Ma no, andavo a cercare, poi l'ho perso. L'hai persa la frequenza? La frequenza, sì. Guccini si sentiva Radio Padania. E a culo tutto il resto. Va ora in onda Potere al Popolo.
Desideri, ho desideri, quanti desideri che non ha il Sammy Varin, ho desideri nella testa, o meglio, desideri e basta, la nuova canzone di Yamat che ci fa ritrovare anche per quest'oggi con il buon pomeriggio da Sammy Varin in Potere al Popolo, la voce di Sammy Varin con di fianco, guarda un po', lo avete riconosciuto, c'è anche quest'oggi, una volta alla settimana, ogni 2, ogni 3, dipende, prima e dopo i pasti, anche quello. Matteo Baraggia, ciao! Ciao Sammy, ciao a tutti gli ascoltatori. Sindaco di Ai Curzio, in provincia di Monza Brianza, ma soprattutto commentatore. Sono io che fischio, sì, fischio, con la cuffia troppo alta. Commentatore, insieme a Sammy Varini, insieme a voi, delle notizie del giorno. A questo proposito, subito vi dico che intorno alle 14:15 arriverà Marcato, già, il più votato. Roberto Marcato in diretta su RPL alle 14:15 da non perdere, ma subitissimo apriamo un Qui Feste Lega perché devo ricordarvi dov'è quest'oggi Matteo Salvini. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Già, e tra i più votati volevo sentire oggi anche il più votato nelle Marche, Mirko Carloni, 6.827 voti, il candidato Lega più votato nelle Marche, è passata al centrodestra la regione Marche con Francesco Acquaroli, ma purtroppo non riusciamo a beccarlo. Perché? Perché c'è Matteo Salvini nelle Marche in queste ore. A mezzogiorno è stato a Castelfidardo, in provincia di Ancona, alle 15 Matteo Salvini sarà a Macerata con Sandro Parcaroli, il nuovo sindaco eletto subito, immediatamente. Hanno votato, lo hanno eletto magicamente. Complimenti Parcaroli. Domani venerdì Matteo Salvini sarà alle 8:35 a Radio 24, alle 9 ci sarà invece Ciocca su Canale 5 e Marcato, Roberto, sarà domani sempre alle ore 9 su Sky TG 24. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E allora subito Sammy Varin vuole sentire le vostre voci allo 0266203529, al WhatsApp 346 642 7756, anche voi che ci seguite in radiovisione, siete in tantissimi, c'è Alba, c'è Gian, c'è Miki da Udine, buongiorno Miki, ma soprattutto siete in tantissimi sul canale 740 della televisione, mentre pranzate, lo so, vi piace ascoltare il Sammy Varin, che dà la colpa, avete sentito, alla stregona congolese, colpa della stregona congolese, se Salvini ha perso le elezioni, semmai le abbia perse, i satanisti vogliono far fuori la Lega, sappiatelo, e poi c'è l'offesa monumentalistica, importante, attenzione, non fate vedere troppo il tau, la croce o qualche statua, o perché no, non elogiamo più e non studiamolo più manco Dante Alighieri. Questo governo ha approvato l'offesa monumentalistica per qualunque simbolo della nostra cultura. Se qualcuno si sente offeso dai simboli della nostra cultura, essi vanno nascosti e il soggetto va risarcito. Poi c'è l'Europa, sì, fammi godere, che ha partorito la convenzione sui migranti, tutto come previsto da Mago Varin, non c'è solo Mago Baraggia, no, chi non vuole gli africani potrà sponsorizzare gli hotspot, i centri di accoglienza, come già si fa con le aiuole nelle rotonde stradali, altra bella idea europea. E infine il nuovo decreto immigrazione, certo, lo stanno per firmare, tra poco si riuniscono 9 articoli, scrive Repubblica, che salutiamo, che escludono sanzioni per le navi che operano nei soccorsi in mare, ampliano i requisiti per la protezione internazionale, ripristinano i servizi di integrazione anche per i richiedenti asilo, prevedendo il ritorno dell'accoglienza diffusa. In poche parole, corsi di cucito, di nuoto e di sci per tutti. Chissà mai di trovarci un bell'africano campione olimpico. 0266203529 e poi passiamo la parola chiaramente a Matteo Baraggia. Pronto?
Pronto? Buongiorno. Ciao Sammy, sono Ermanno, ciao. Ciao. Senti una cosa, io non voglio neanche commentare le scempiaggini di quelli lì di Penivendoli, eccetera, che dicono delle stupidaggini incredibili. Quello che invece voglio sottolineare è che non mi è piaciuto per niente il signor Totti. Totti. Non mi è piaciuto per niente, Sammy. Questo qui, secondo me, si è un po' montato alla testa, come si dice, no? E bisogna subito ridimensionarlo. Subito. Ciao. Grazie caro, per fortuna non si usa più l'olio di ricino, assolutamente, anche se a volte fa bene, si scherza. Beh, Totti è un po' lo Zaia della Liguria e quindi avendo preso tanti voti nella sua lista adesso fa un po' il fighetta, però attenzione, non fidatevi, è la stampa che ci vuole far litigare, come con Zaia, ne parliamo poi dopo le 14 con Roberto Marcato, il più votato in Veneto. Come con Zaia vogliono far litigare Salvini con Zaia, adesso la Lega dice che sì, ci sarà comunque un consiglio sotto Salvini per far contenti quelli dei giornali, perché sennò ci rompete le palle. Basta, mi zittisco e faccio parlare il sindaco Baraggia. Carissimo, da dove partiamo? Ma io partirei in risposta veloce all'ascoltatore che ha chiamato adesso. Condivido 2 parole: bisogna stare calmi, bisogna stare veramente calmi, e Zaia ci ha dimostrato una cosa: se si lavora sul territorio, singolo paese, singolo comune, dal più piccolo al più grande, con tanto lavoro di volontariato. Io qui ringrazio tutti i consiglieri comunali o anche chi entra nelle associazioni comunali, perché danno veramente una grande mano, un grande supporto, e la politica si fa da qui a costo zero, cioè incasso zero. Lo fanno veramente come volontariato, non ci sono rimborsi, perché il gettone di presenza in un consiglio comunale è ridicolo. Ecco, io ringrazio veramente tutti coloro che si impegnano nella politica. Il lavoro da fare è proprio questo: casa per casa, voto per voto, cercare di conquistare il primo partito nazionale, che è il partito del non voto. Se noi abbiamo 40 persone su 100 che non vanno a votare, sono queste persone che bisogna andare a cercare, non di convincere, ma di dimostrare che chi fa politica e vuol fare politica in un certo modo, con una coscienza che va esattamente all'opposto di tutte queste demenzialità che ha letto poco fa il nostro Sammy Varin, veramente bisogna dimostrare con i fatti concreti. Bisogna risolvere i problemi della gente comune, e si parte dai comuni. Io ho 2 esempi che non faccio adesso per radio perché ho secondi contati, ma proprio in 48 ore ho messo sul tavolo 2 soluzioni a 2 problemi: uno che riguarda i rifiuti, perché la nostra pattumiera è ricchezza e non deve arricchire i privati, ma deve diminuire la tassa rifiuti. Dal rifiuto genero ricchezza, genero metano. Perché devo dare i soldi a un privato? Ci impegniamo noi come consorzio pubblico, generiamo noi il metano e abbassiamo la tassa rifiuti in casa. Ho 12 famiglie a Bernareggio fuori casa? Perché devo andare contro una causa che mi dura 10 anni e dare centinaia di migliaia di euro, una causa che dura anni, su un importo di 4 milioni di euro? Capite che parliamo di centinaia di migliaia di euro agli avvocati. Io vado a chiudere la causa. Quanto è il danno oggi? Abbiamo delle responsabilità, sì. Di chi sono? Comune e fognatura? Bene, si paga e si risolve il problema, senza andare troppo per la lunga. Meno parole, più fatti. 0266203529, così il sindaco Baraggia, spesso ospite su queste frequenze perché ci aiuta a capire qualcosa in più della politica, ma anche fa proposte assolutamente concrete. Certamente non possiamo non chiedere a Baraggia sul fronte referendum che cosa è successo. Mi pare di ricordare lontanamente, ma forse mi sbaglio, che tu eri per il no, però forse ricordo male. No, io sono per il no, resto convinto del no. Vabbè, parto dalla fine. Innanzitutto oggi abbiamo un Parlamento che è delegittimato per 2 motivi. Prima di tutto perché abbiamo 15 regioni che sono all'opposizione al governo.
15 regioni centrodestra è l'opposizione al governo. Punto primo. Ma scusa, non ha vinto il PD? Ha vinto il PD le elezioni. Dice così Zingaretti, ha vinto il PD. Adesso stanno litigando i 5 Stelle tra di loro perché loro sono gli unici che hanno veramente perso, anche se hanno vinto però con i referendum. E non so, io adesso, no, perdonami, ti ho interrotto, vai. No, io guarda, non rispondo neanche, nel senso che va bene, apro il giornale, il PD ha vinto e chi se ne frega. Ma tutti i giornali lo scrivono. Sì, io mi sento quasi, forse stiamo sbagliando noi, che diciamo che il PD semplicemente non ha perso le regioni che governava, tranne una che si chiama Marche. E forse davvero è un vincitore. Il fatto di non perdere vuol dire che hai vinto. Sì, allora il PD ha vinto. Va bene, siamo tutti d'accordo, il PD ha vinto. Sta di fatto che oggi abbiamo un referendum che ha detto sì, quindi tagliamo subito i parlamentari, quindi sciogliamo le Camere. Chi deve farlo? Chi ha in mano oggi la democrazia? Il nostro Presidente deve sciogliere le Camere e mandarci al voto, perché abbiamo un Parlamento che non è delegittimato dalla Costituzione, perché oggi non ho l'obbligo costituzionale di applicare subito il referendum, è un obbligo morale, come dicevo prima. Per risolvere i problemi ci vuole la coscienza. Oggi la coscienza ci dice che la nazione è governata a livello regionale dal centrodestra, che è all'opposizione al governo centrale, e abbiamo praticamente il Parlamento da ridurre come numero perché è stata una scelta, una volontà popolare. Poi, se voglio parlare invece del referendum, cosa è successo? È successo che praticamente non si è andato nelle case, nelle singole sezioni anche nostre, non dico l'ultima settimana, bisogna partire qualche mese prima, spiegare alle sezioni perché sì, perché no, e uno decideva in base a quello che gli veniva spiegato. Purtroppo, ahimè, non è stato spiegato nulla alle sezioni, quindi la gente non sapeva che cosa andava a votare, semplicemente si leggono appunto i giornali, dove io apro il giornale, il PD ha vinto, se non metto la mia testa, che so che il PD ha sonoramente perso, sta perdendo da anni, ha perso drammaticamente il 5 Stelle, l'unica che è uscito vincente è la Lega con il centrodestra che hanno conquistato un'altra regione Marche. Questo è quello che mi dice. E poi un'altra cosa che mi dice, che il Nord ha voglia di autonomia. Zaia lavorerà sull'autonomia. Oggi il voto della lista Zaia pesa quanto pesa? Più del 3% a livello nazionale. Quindi vuol dire che il popolo veneto veramente ne ha le scatole veramente piene. E poi ce lo dirà Roberto Marcato. Infatti alle 14:15 Roberto Marcato su questo canale mi dice Carnelli che c'è proprio la segreteria del presidente. Era da un po' che non chiamava. Mattarella in effetti oggi ha commemorato il grande picconatore, forse anche con un po' di invidia. Cossiga! Ma non il Cossiga picconatore. No, il Cossiga che difese la Repubblica contro il terrorismo nel rispetto dello Stato di diritto. A me piaceva tanto il picconatore degli ultimi anni, mamma mia, quella telefonata con Palamara, quanto mi ha fatto godere! Ma intanto sentiamo 2 telefonate. No, non c'è la segreteria del presidente. Pronto? Pronto? Ciao, no, sono Sergio da Trieste. L'ho già detto che comunque le regioni governate dal centro-destra devono fare squadra. Comunque vedo un titolo su un giornale oggi che i soldi sottratti agli sbancati, cioè quei poveri disgraziati che hanno perso i truffati dalle banche, col permesso dello Stato un sistema di scatole cinesi dribbla il fisco anziché risarcire i truffati. Ma se questo è vero, sono dei criminali questi al governo, perché sottraggono i soldi alle persone che dovrebbero essere risarcite a favore di società basate in Olanda e alle Cayman. Io credo che i nostri parlamentari, soprattutto quelli della Lega e del centrodestra, dovrebbero indagare queste cose qua. Non so cosa pensa adesso il sindaco che hai grazie caro. Ora glielo chiediamo. Salutiamo Gianni Chialastri e già Zagarolo, il ballottaggio con Marco Bonini, e salutiamo tutti coloro che vanno al ballottaggio. Legnano al ballottaggio, ragazzi, non possiamo perdere Legnano. Io non dormo la notte per Legnano. Lecco tutto, qualunque cosa. Se vinciamo a Lecco, ragazzi, io faccio il trenino qua intorno. Dovevo farlo se vincevamo nelle
nella Toscana, poi vabbè, niente trenino. Ancora le vostre voci allo 0266203529, chiamate anche voi della radiovisione o fateci un WhatsApp al 346 642 7756. C'è Giorgio Gabbiani, c'è Teresa. Stamani ho incrociato un migrante che aveva una mazza in mano. Mi sono preparata, se si fosse avvicinato di più le avrebbe prese. Quello che fanno al governo è orrendo. Rema contro l'Italia non va bene. E Teresa, non ho ben capito, però se aveva una mazza in mano è il caso magari di avvisare qualcuno. Poi sappiamo che ci sono migranti in crisi di astinenza, ma la mazza è un'altra. Chi c'è in linea? Pronto? È caduto. Un'altra telefonata allo 0266203529. Mamma mia, sta storia che adesso ricominciamo con l'accoglienza diffusa. L'accoglienza diffusa, i corsi di cucito per migranti, certo, perché sono qua e gli insegniamo a non fare assolutamente nulla, a essere pagati per non fare niente. Facciamo come coi gattini, avete mai dato da mangiare ai gattini dal balcone? Io quando ero piccolo li tiravo giù, bei tempi che si poteva farlo senza che nessuno protestasse. Adesso tirano giù di tutto dal balcone. Gli tiravo giù qualcosina da mangiare, loro miau miau. Facciamo la stessa cosa, insegniamo ai giovani che possono sopravvivere tranquillamente mantenuti dallo Stato. In più gli insegniamo a sciare. Chi c'è in linea? Pronto? Sì, mi senti, Sammy? Sono Walter dal Friuli Venezia Giulia. Ciao, mi senti Walter. forte e chiaro? Prego. Allora, dunque io do un suggerimento personale, no? Avendo fatto attività politica anche per la Lega per un certo periodo, poi dopo ho smesso perché qui nel Monfalconese non mi andavano bene i personaggi che c'erano, ma non importa, se rimango e resto comunque un leghista. Allora io direi che intanto abbiamo sdoganato finalmente e definitivamente il fatto di poter dire a chiunque del PD che incontriamo che siamo della Lega. Ormai è sdoganato, ormai abbiamo le regioni, abbiamo visto che il centrodestra in qualche modo va su, abbiamo scoperto che della Meloni ci si può fidare ma fino a un certo punto, e quindi tutto sommato questo giro che è stato fatto è un giro molto positivo. Io lo trovo molto positivo, perché è un po' come nel commerciale. Ad un certo punto tu hai la concorrenza che chiaramente non sta lì ad aspettare e si manifesta dicendo che tu non sei capace di fare niente, che tu sei fascista, che tu sei un ignorante, che tu sei un cazzaro, come dicevano i vari Sansi e contro Sansi. La dimostra azione è quella che invece noi siamo esattamente il contrario. Siamo un partito pieno di persone intelligenti, con degli amministratori che non solo hanno cuore ma hanno cervello e hanno senso della democrazia, e quindi siamo pericolosissimi per i comunisti. Io sono anche un ex comunista perché ho 68 anni e mi rendo conto davvero che loro stanno facendo di tutto per non perdere loro le poltrone. In quanto riguarda i 5 Stelle, purtroppo i 5 Stelle ci hanno fregato, adesso vediamo cosa faranno ancora con il PD, qualsiasi cosa facciano, come dire, in qualche modo ormai le persone in generale hanno capito che al lupo funziona. Ormai hanno definitivamente fatto sparire la loro faccia che era esattamente uguale al loro culo. Ciao! Grazie. Intanto appena pubblicata, signori, alla Ferrarini hanno vietato i cellulari, sarebbero fonte di contagio. Ti immagini, ci danno il prosciutto al Covid. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Caduta, e facciamo tanti auguri naturalmente alla Ferrarini. No, l'abbiamo ritrovata, pronto? Pronto? Ciao. Ciao, sono Remo dalla provincia di Mantova. Volevo fare delle considerazioni per quanto riguarda il discorso delle regionali, non tanto per il referendum, perché secondo me il referendum era inutile. Comunque, detto questo, io vengo da una cultura di sinistra, di PC, eccetera, eccetera, e alcuni anni fa ho cambiato tutto e sono diventato leghista e ho preso anche la tessera, quindi sono anche un tesserato. Comunque, detto questo, per quanto riguarda la Puglia, lì si poteva vincere secondo me, perché secondo me è stato sbagliato un po' il discorso del candidato, però volevo fare un'altra considerazione. Secondo me la Lega deve decidere
quando fa comizi, quando fa incontri TV, eccetera, eccetera, se vuole l'euro sì o no, se vuole stare in Europa sì o no, perché secondo me se si tergiversa su tanti argomenti, ma secondo me perderemo voti come ha fatto i 5 Stelle, che avevano le idee chiare, sono stati votati per le idee chiare, sono arrivati al 33%, adesso hanno fatto i traditori, sono arrivati al 5%. Non vorrei che la Lega facesse la stessa cosa. Grazie. A proposito di Lega, ricordiamo che adesso Salvini ha creato la segreteria della Lega, quindi un qualcosa che starà sotto di lui e che deciderà parallelamente a lui. No, chiaramente Salvini rimane sempre il capo, però per fare contenti cani e porci che ci hanno rotto le scatole in questi mesi, la stampa soprattutto, abbiamo fatto la segreteria. Siete contenti, cari amici di Repubblica? Ci stanno ascoltando e guarda cosa mi hanno messo in pagina. Grazie. In Campania torna l'obbligo di mascherina anche all'aperto. De Luca fa capire che è vivo, che è contento di essere stato rieletto, e poi ricordiamo che hanno evacuato il Ministero dello Sviluppo, che già insomma c'era poco da fare, non facevano niente, ma hanno evacuato perché c'è stato un caso di Covid. Baraggia, a chi vuoi rispondere? Allora, rispondo prima all'ascoltatore delle banche. Allora, qui torniamo al discorso di prima. Se chi fa politica ad alti livelli usa la testa, certe porcate non le fa e non le consente. Non voglio passare adesso per il comunista o quello che vuole trasformare le aziende in partecipate pubbliche, però dal momento che io Stato vado a salvare una banca in default, metto soldi pubblici per salvare la banca, è chiaro che le azioni di questa banca devono diventare di proprietà dello Stato. Poi lo Stato deve agire come gli investitori privati, prendo un'azienda in crisi, la risollevo, quando l'ho risollevata la vado a quotare in borsa. Prendo una banca in default, la faccio risollevare, i soldi ritornano alle proprietà dei correntisti e a questo punto prendo la banca e la rimando in quotazione in borsa. Cosa che lo Stato non ha fatto. Ricordo ad esempio la banca di Siena, il Monte dei Paschi di Siena, ad esempio, 4 miliardi di euro. Presi da dove? Presi togliendo i soldi ai comuni. Hanno usato i soldi dell'IMU per pagare la Monte dei Paschi di Siena e così via tutte le altre banche. Vado sul discorso Europa, sul discorso della chiarezza. Europa sì, Europa no. Allora, qui torniamo al discorso che faceva prima Sammy. 209 miliardi, l'Europa ci dà 209 miliardi. Io nelle puntate precedenti che ci siamo ascoltati vi parlavo del Fiscal Compact, vi parlavo del Fondo di Redenzione Europea, vi parlavo di sigle che forse nemmeno i nostri parlamentari europei riescono a decifrare. Che cosa vuol dire Recovery Fund? Parliamo innanzitutto come si mangia. Sono dei soldi, un mucchio di soldi. Per me sono soldi che puzzano e dico perché. Perché non c'è una certezza. La certezza vuol dire che se una banca mi dà dei soldi, mi dà i soldi a prestito. Se la regione mi dà un finanziamento perché è un'azienda che vuole investire, questo finanziamento può essere o con interessi o a fondo perduto. Vale a dire, fondo perduto sono soldi che si prendono, si mettono in tasca, si investono, ma non si devono restituire. Quei 209 miliardi saranno a fondo perduto o saranno con un rimborso pagando degli interessi, anche minimi, anche 0, qualcosa per cento? Perché se sono soldi che mi danno fondo perduto, li utilizzo, li investo in economia, faccio girare le attività e non devo ridare niente. Ma se sono soldi da ridare, vado a incrementare ulteriormente quello che è il nostro debito pubblico, che sono, signori, 2.500 miliardi di euro. E qui non ci rendiamo conto che vuol dire che ogni anno aumentiamo il debito pubblico di 160.000 miliardi delle vecchie lire, che forse detta così a chi ha qualche anno più di me magari comincia a spaventare un po'. Perché chi va a fare politica deve porsi una domanda ad alti livelli. Come fa uno Stato oggi a generare debito con gli interessi pari a 0, qualcosa? Il debito vuol dire che io ogni anno butto via dei soldi. Dove li butto questi soldi? E allora torniamo in passo indietro. Sindaci. I sindaci di 8.500 comuni, 8.300 comuni italiani devono iniziare a presentare i bilanci pubblici, farli vedere sui giornali e dimostrare che non fanno più debito durante l'anno. Cioè, se mi entrano in partita corrente 100.000 euro, io devo spendere 95, non ne devo spendere 120 utilizzando la differenza con oneri di urbanizzazione o facendo ulteriore debito.
E purtroppo, cari miei, i comuni fanno debito ancora, le province fanno debito e purtroppo le cose non vanno così. E quindi queste 15 regioni amministrate al centrodestra nostro, che sono nostre, devono iniziare a mettere i conti in ordine. E allora vedrete che comincerà qualcosa a tornare utile. Prendiamo una telefonata al volo prima della canzone indipendente. Pronto? Ciao Sammy, sono l'Alfredo da Bellusco. Ciao. Ciao. Ascolta me, Salvini premier, ma con uomini al suo fianco come Matteo Baraggia. E dove lo troviamo un altro così? Io ho anch'io le visioni, come la settimana scorsa disse il grande Matteo. Vedo su una grande salita il premier Salvini davanti e Baraggia che gli passa la borraccia. Dai che ce la fate insieme tutte e due. Dai Matteo, Baraggia, sei un gigante. Pensa un po' che coppia farebbero insieme questi due. Ma lo sentite parlare, signori? Io lo conosco da una vita. Io sono qui dalle 6 di mattina, lo aspetto fare il pieno, lui va ad aprire la sua azienda. E noi qui in zona alle 5 come la bella Madonnina spara il colpo di pistola, noi sui blocchi di partenza partiamo a scatto e non ci fermiamo più fino a notte. Oh ragazzi, questo è la Padania, è il nord. Su, sveglia, facciamo come disse padre Livio, andiamo casa per casa a prendere la gente e riportiamola in chiesa. Noi leghisti dobbiamo andare casa per casa a prendere la gente e portarli nella Lega Nord per far fuori una sempre più grande movimento. Dai, forza ragazzi, io qua un'utenza di un 500 clienti al giorno, evangelizzo tutti i giorni la gente perché vengano nella Lega e tanti mi ascoltano. E sono contento. Vai, Grazie. Con questo salutiamo Ciao, tutti i benzinai all'ascolto, ma anche padre Livio. Prima o poi, padre Livio, ti vogliamo in diretta su RPL. Chissà se ci riusciamo. Ehi, sveglia! Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio. Anche in camera mia? Ma non abitavi nella mia auto? Analogico che non sei altro. Per tua informazione, da quest'anno mi puoi ascoltare nelle auto nuove, in casa e dovunque ci sia una radio. Sì, da quest'anno dove c'è radio c'è DAB. Ascolta le tue radio preferite con il suono perfetto della Digital Radio e scopri tanti contenuti extra. Sì, però svegliati, Dibidi dobidi dab. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
Dolcissima questa Kitty Love su YouTube, da sbirciare soprattutto se vi piacciono i gatti. Infatti questa canzone è dedicata proprio al gattino della pianista di fama internazionale che si chiama Alessandra Celletti. Cercate Kitty Love di Alessandra Celletti su YouTube. Proprio in queste settimane Alessandra è in tournée in Friuli Venezia Giulia con il suo mini piano, e questa è la musica indipendente di RPL, quella che non sentirete mai sulle altre radio, che se la tirano con i soliti 10 personaggi in classifica e gli altri non li passano. Sono le 13.36, ma salutiamo anche gli amici della mattina presto. Siamo in replica dalle 6 alle 7:30 del mattino. C'è di nuovo Sammy Varin, ma oggi con me c'è anche il sindaco di Aicurzio, Matteo Baraggia. Le vostre chiamate allo 0266 203529, ma alle 14.15 arriva il più votato, Roberto Marcato, alle 14.15 su RPL. Intanto le vostre voci. Pronto? Pronto? Ciao. Sono io? Prego. Una domanda. Allora, io sono Marcello, classe 42 Fiume. A un certo punto vorrei fare una piccola osservazione, che non mi stupisce che in questa specie di nazione chiamata Italia, a un certo punto, appena che oggi la Germania ha portato di questi extra e continueranno tutti i giorni a scaricarne degli altri, pensando che cosa è successo a mia madre, a me che ero bambino, e probabilmente anche tuo padre che è di Fiume, mi pare. Certo. A un certo punto la creazione delle foibe, ho provato un fastidio enorme. Allora, quando un certo Mattarella, appena che qualche giorno fa, si è messo a fare il buffone a commemorare le vittime delle foibe, a un certo punto costa un sacco di soldi. Che cosa serve un Presidente della Repubblica che non si oppone a certi magistrati mafiosi che scarcerano pluripregiudicati assassini? Chiedo scusa, un grande saluto da parte di Marcello. Grazie, naturalmente i nostri omaggi al Presidente, ci mancherebbe, niente di personale, però se magari togliessimo l'onorificenza al maresciallo Tito, quello che si è macchiato di crimini molto schifosi, magari saremmo più contenti. Invece è sempre cavalier del merito, non so di che cazzo. 0266203529, vogliamo il vostro parere su qualunque argomento vi abbia fatto sobbalzare dalla sedia, fosse anche quello di cui non parla nessuno, dell'offesa monumentalistica. Ricordiamolo, da oggi fate attenzione, se andate in giro come sottoscritto, vedete il Tau in radiovisione, lo vedete, se andate in giro con il Tau al collo e qualcuno si sente offeso, magari un musulmano, ma anche di altre religioni, o semplicemente perché non gli piace il vostro Tau, dovete rimetterlo qua dentro, non fatelo più vedere, perché altrimenti vi macchiate del reato di offesa monumentalistica. Vi giuro, non vi sto prendendo in giro. Non fate come mia moglie, che quando gli parlo seriamente mi guarda negli occhi e mi dice: ma sei serio? E io sono serio, ma non mi crede mai nessuno, perché faccio Mago Varin e prevedo davvero. Questo ve l'avevo detto che sarebbe accaduto, non ci sono storie. Da oggi non si può più offendere con i nostri simboli, con la nostra cultura. Dovremmo nascondere le statue se arriva qualche leader musulmano. D'altronde Renzi lo aveva già fatto, prima di lui anche, mi sembra, un certo Berlusconi. Dante Alighieri, se esagera un po' troppo, e lo ha fatto anche lui, mettendo all'inferno gente che magari doveva stare in paradiso o in compagnia delle vergini, non si studierà più Dante Alighieri a scuola. Tranquilli, lo ha deciso il governo, così come certamente ha deciso l'Europa che dobbiamo continuare ad aiutare i migranti. L'Europa ci darà i soldi, potremo sponsorizzare gli hotspot, cioè fuori ci sarà il cartello: questo hotspot è offerto da... e poi i paesi che gli africani non li vogliono, ma che ci pagano per tenerceli, come le aiuole delle rotonde. Non avete mai visto il cartello? Rotonda curata dalla floricoltura, eccetera.
Lega, ragazzi, ci pigliano per il culo e siamo gli unici a dire queste cose. Condividete le nostre dirette su Facebook, su YouTube, siamo gli unici che hanno questo coraggio. Mi dicono che ci hanno già spento i ripetitori DAB, siamo già fermi su YouTube. È troppo tardi, ve l'avevo detto. Pronto? Ciao. Ciao, sono Gianni da Roncello. Ciao. Senti, no, telefono solamente perché ho sentito un radioascoltatore di prima che diceva Mattarella dei mafiosi. Io volevo consigliare al radioascoltatore di prima di leggersi qualcosa in merito al padre di Mattarella, cioè Bernardo Mattarella, quando subito nel dopoguerra del 1953 circa, cioè la guerra è finita nel 1945, ma quando l'Italia sta prendendo una piega a sinistra, Bernardo Mattarella nel 1953 mi pare ricevette a Roma i più grandi mafiosi americani. Da lì in poi l'Italia poi prese una impostazione più da democrazia cristiana. Ciao. Grazie, Ciao, naturalmente Gianni. sempre gli ossequi al nostro presidente, prendiamo le distanze da chi magari ha un pensiero troppo forte, ci mancherebbe. Ancora una chiamata e poi naturalmente facciamo rispondere al sindaco Baraggia. 0266203529. Toti è un ex berlusconiano che è stato eletto 2 volte con i voti della Lega, quindi vada a farsi fottere, ci mancherebbe. Toti, ti vogliamo bene, giustamente adesso se la tira un pochettino perché la sua lista ha preso tanti voti. Troppi? Pronto? Tocca a me? Ciao, tocca a te. Buongiorno. Quella. Ascolti, proseguo il discorso fatto qualche minuto fa, prima della canzone. Vai. Sui vari meravigliosi soldi che dovrebbero arrivare dall'Europa. Allora, parliamo del Recovery Fund, o come cavolo si dice, non conosco l'inglese. Intanto dovrebbero arrivare come minimo tra un anno, quando le aziende saranno già tutte morte, e poi bisogna prima metterceli noi i soldini e poi magari se ci sono delle regole che l'Europa metterà e penseranno se ridarceli oppure no, quindi una fregatura. Poi per quanto riguarda il MES, che quelli che stanno al governo lo vogliono rifilarcelo senza neanche passare per il Parlamento, che è una cosa gravissima. Allora cos'è il governo che si forma in Parlamento che non passa dal Parlamento? Comunque, per quanto riguarda il MES, la fregatura è totale, perché se uno chiede, intanto non c'è nessun paese europeo in difficoltà che chieda i soldi del MES, ci sarà un motivo. Perché se si chiedono i soldi del MES si manda un messaggio al mercato, perché diventano credito privilegiato, per cui in caso di necessità vengono prima restituiti i soldi al MES, e quindi mandando questo messaggio contorto, perché non è vero che non abbiamo accesso ai mercati, tant'è che le penultime richieste di 14 miliardi di buoni del tesoro poliennali, addirittura la prima richiesta era di 100 miliardi, la prima offerta, e la seconda di 60-70 miliardi, quindi non è vero che non abbiamo accesso al mercato. Perché siccome Germania e Francia si trovano in difficoltà, la Banca Centrale Europea, che non doveva essere prestatore di ultima istanza come tutte le banche del mondo, invece ha iniziato a fare prestatore di ultima istanza. Quindi noi avremmo potuto ricorrere ai buoni del tesoro poliennali, e se questi qui vogliono a tutti i costi prendere il MES, si dà un messaggio forte a tutti i creditori, per cui gli interessi l'Italia dovrà pagare più interessi anche sui buoni del tesoro venduti. Grazie carissima, sei stata chiarissima. La verità è che diventiamo ancora di più schiavi dell'Europa. L'Europa ci dà dei soldi e ci obbliga a utilizzarli come vuole lei. Ha detto bene questa mattina Claudio Borghi Aquilini, è come se uno
avesse fame e l'Europa, al posto che dargli un piatto di pasta asciutta, gli compra un'auto di quelle però ecologiche che non inquinano, una Tesla per dire. Ma io ho fame, non voglio la Tesla, voglio un piatto di pasta asciutta. L'Europa ti obbliga a prendere la Tesla. Matteo Baraggia, chi commentiamo? Non solo, l'Europa ti obbliga a fare la riforma delle pensioni, l'Europa ti obbliga a prendere appunto immigrati e mantenerli anche se non c'è il lavoro, perché se il mercato del lavoro oggi è nei paesi del patto di Varsavia, gli immigrati, la manodopera va mandata nei paesi del patto di Varsavia, dove hanno prelevato i soldi a noi per portare alle aziende Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca e chi più ne ha più ne metta, con i nostri imprenditori italiani che sono andati a portare il lavoro là. Allora parliamo di dazi la prossima Perdonami, volta. ti fermo un attimo, ci stanno seguendo da Repubblica, mi dicono che in Sardegna sta arrivando una nave carica di migranti clandestini ad Arbatax, ovviamente nave battente bandiera tedesca. Prego Baraggia, prosegui. Questo è il risultato, cioè noi prenderemo i soldi a queste condizioni qui, cioè i soldi dove andranno? Se oggi il lavoro è in calo e gli imprenditori non stanno producendo, chi oggi si mette a fare imprenditore in Italia? Vado all'estero, dove la manodopera costa poco. Parliamo invece del discorso dei simboli. Settimana scorsa, qualche giorno fa, hanno rotto una statua, la statua di Sant'Antonio qui a 2 passi da Bellerio, in via Farini, e questo è solo l'inizio. Quando noi avremo in giro tutti questi clandestini, allora noi come comuni dobbiamo avere l'obbligo di verificare persona per persona se ha un lavoro dignitoso, se può mantenere la sua famiglia o mantenere se stesso, o altrimenti se vive di espedienti. Se ci mettiamo a controllare veramente il territorio palmo a palmo, vi assicuro che reti di cittadinanza e, scusate il termine, ma fancazzisti non avremo più. Non avremo più gente che fa tutto il giorno spaccio di droga o altri espedienti per vivere, perché andiamo a controllare il territorio. Quindi chi va a Roma questi problemi si deve porre e bisogna fare le leggi che vanno in questa direzione. Controllare se uno lavora, se uno non lavora, come guadagna, come vive. Tu parlavi della Tesla. Se io faccio l'operaio a 800 euro al mese, la Tesla da 80.000 euro non la compro, non posso permettermela. E invece purtroppo vediamo queste situazioni qui che fioriscono. Eh sì, noi barboni però ci possiamo sempre comprare la 500 che va e ce l'ha dentro anche un motorino piccolo che ti fa fare 500 metri con la batteria, ma è bellissimo però, quei 500 metri sono bellissimi da fare, dai! Mi sono dimenticato di un punto, sempre parlando di questa cosa qui, che ho sul tavolo. Spegnimento delle campane notturne che suonano le ore. Se l'orologio è del comune, perché è un orologio pubblico, il suono della campana, se suona o non suona, lo decide il consiglio comunale. Non lo decide una mail di un cittadino che dà fastidio alla campana. E purtroppo ci troviamo a queste situazioni, e anche qui è un simbolo, perché oggi spengo l'ora, domani spengo la campana che suona la messa, quindi la campana liturgica, e togliamo le nostre tradizioni. Forza, il più veloce entra in diretta 0266 203529. Attenzione, Repubblica che ci sta ascoltando ci segnala che ci sono novità anche per il codice della strada, il giallo al semaforo. Oh, ma tutte notizie sceme vi leggo quest'oggi. Il giallo al semaforo sarà di 3 secondi. 3 secondi per il giallo, ragazzi. Beh, io a questo punto mi trasferisco a Napoli, dove che sia rosso, giallo, verde non c'è alcuna differenza. Si scherza. Chi c'è in linea? Pronto? Sì, buongiorno a tutti e due. Ciao. Io vorrei dire grazie al nostro capitano Salvini, nonostante tutte le cattiverie che si prende dai giornalisti, un grazie anche alla signora Ceccardi, anche se non ha vinto, ma ha fatto una bella percentuale lo stesso, e vorrei anche per il processo di Salvini il prossimo 3 ottobre che ci sia tanta gente come a Pontida. Un grazie a tutti gli ascoltatori che aderiranno a Catania. Vi saluto, arrivederci. Grazie, sicuramente a Catania in ottobre ci sarà tanta gente. Processate anche noi. Hai visto, anche Macron ci ha consigliato di fare sbarcare la nave. Già, grazie Andrea da Roma. È vero. Beh, se ce lo dice Macron è meglio farla sbarcare la nave con i poveri africani. Chissà per quanto tempo
li terremo, perché con queste nuove regole che stanno per essere partorite, non dall'Europa in questo caso, ma dal nostro Consiglio dei Ministri, ce li dobbiamo tenere ancora per tanto, troppo tempo. Cioè, abituiamo i giovani, perché sono tutti giovani, giovanissimi, che possono starsene in vacanza senza fare niente. Gli diamo da mangiare e dovremo migliorare anche un poco anche questa storia del cibo couscous con persone che sappiano fare il couscous, cazzo, basta con le mense che fanno il riso e questi il riso non lo vogliono, la pasta la buttano via. Couscous con chef stellato, pagato da voi. Pronto? Pronto? Ciao. Salve Sammy, dammi una risposta. Io sono Luigi da Turbigo e tanto che seguivo la mia radio Padania lì, DAB, e non sento più niente. Uè, niente scherzi, ma hai provato a schiacciare il bottoncino per risintonizzare la radio? Sai che c'è un bottoncino? Ma c'ho qui il programma che mi ha lasciato la mia nipote, che me l'ha regalata lei a Natale, questa bella radio. Mi capitava che andava fuori, la mettevo a posto, adesso niente, è una settimana che non riesco più a sentire niente. L'antenna ce l'hai tutta fuori, l'antenna della radiolina? Sì, è fuori, è bella come radio, è dentro elettrica e tutto. Senti, allora ti passo in regia e ti faccio dare il numero di telefono di là della redazione. Dopo le 2:30, se mi chiami, ti do io qualche consiglio, perché sono dei piccoli computerini queste radio DAB, no? Ogni tanto purtroppo vanno resettate, bisogna risintonizzare, eccetera. Tanta pazienza. Grazie, prima cara. riuscivo, invece adesso niente. Ogni tanto succede, guarda, succede anche a me, ti puoi immaginare. Resta in linea che adesso prendiamo i tuoi dati. Questo vale per tutti voi che avete una radio DAB. Sappiate che ogni tanto va risintonizzata, c'è un tastino apposito per risintonizzare tutte le frequenze, un po' come la televisione di casa, che ogni tanto ci sono nuovi canali, bisogna risintonizzare, e sempre tutta l'antenna di ferro estratta, perché non è come l'FM, il DAB, che si ascolta anche senza l'antenna, ci vuole per forza l'antenna. E con questo salutiamo anche tutti gli amici che ci hanno trovato per la prima volta acquistando una radio DAB. Ora in tutte le radio in vendita hanno la banda DAB, o magari ci hanno trovato sulla propria autoradio. Chiunque ha acquistato un'auto nuova quest'anno, di serie c'è la radio DAB. Signori, oggi la DAB è caput. Lo scrivono, ma l'abbiamo segnalato, Raul, ai nostri tecnici. Ci sono un po' di temporali in giro, eccetera, ma la signora era da una settimana che diceva che non ci fermava, che non ci ascoltava. Cos'è? C'ha il temporale sempre sopra la cucuzza. Ci fermiamo, c'è qui Parlamento, già, ma alle 14 ritorneremo insieme con il sindaco Baraggia, ma soprattutto con il più votato. Abbiamo Roberto Marcato sulle nostre frequenze tra pochissimo. Direi che è il caso davvero di non perderlo, soprattutto se volete fargli complimenti, perché insomma, dopo tutti i voti che ha preso è il caso, ma soprattutto perché per noi rappresenta ancora la libertà, l'autonomia e per qualcuno anche la secessione. Torniamo a parlare di recovery, già, soldi che l'Europa ci dà, quanto è gentile. In Qui Parlamento il deputato Paolo Formentini. Qui Parlamento. Onorevole Formentini, prego. Grazie Presidente, intervengo con dolore perché la Lega veramente partita da sola al Senato nel votare contro questo provvedimento dopo aver cercato invano di non arrivare alla calendarizzazione in aula, dopo aver presentato una questione sospensiva, una pregiudiziale di costituzionalità, ha presentato tutto quello che gli strumenti parlamentari ci consentono. Lo abbiamo fatto perché siamo convinti, come da prima tra tutti ha sollevato questo problema la senatrice Borgonzoni, già sottosegretario, qui mettiamo in pericolo il futuro del nostro patrimonio culturale, che è immenso e unico al mondo. Siamo anche riusciti, eravamo ancora in maggioranza, a far sì che fosse recepita una condizione che recita che non deve essere limitata alla fruizione del nostro patrimonio, così come stabilisce giustamente la nostra Costituzione. Bene, però
nessuno ci ha ascoltato, anche oggi votati contro gli emendamenti, respinti gli ordini del giorno. Posso dire senza offesa alla Vice Ministro, con una ridicola riformulazione laddove si chiedeva di coinvolgere, come è dovere da Costituzione, gli enti locali, le regioni nella conferenza Stato-Regioni. Bene, qua si è detto si deve valutare. Lo ripetiamo con forza, l'autonomia non si valuta, l'autonomia è nella Costituzione, non è perché perdete le regioni che dovete cancellarle. Che condivisione c'è? Perché si parla di condivisione, di coinvolgimento nella fruizione del patrimonio culturale, ma dov'è la condivisione? Dov'è il coinvolgimento se nemmeno le regioni vengano coinvolte? Bene, siamo convinti che con l'approvazione di questa convenzione fornirete alla furia iconoclasta dell'Islam più radicale uno strumento potentissimo, una vera e propria arma geoculturale per cancellare la nostra identità, la nostra libertà. Si darà copertura normativa a chi mira a annientare ciò che noi siamo, noi italiani. Si istituirà un sindacato internazionale, una sorta di polizia culturale. Bisogna dire le cose, bisogna dirle in modo chiaro. Dalla lettura in combinato disposto degli articoli 4, lettera C, dell'articolo 7, lettera B, dell'articolo 16, si evince chiaramente che sarà la polizia culturale a regolare la libera fruizione dei nostri beni culturali. Vedete, gli antichi con la maieutica ci insegnarono a disvelare la verità. Voi invece volete velare i nostri monumenti. In un delirio, nel nome di una falsa tolleranza, di un già fallito multiculturalismo che tutto annichilisce, volete lasciare, tramite un'ipocrita forma di tutela delle minoranze, che il velo dell'estremismo islamista cali sul nostro immenso patrimonio culturale, un nostro vanto, come ho detto e ripeto con forza, unico al mondo, primo nel mondo, la nostra risorsa più grande anche ai tempi del coronavirus, anzi soprattutto. Vincerete magari sciaguratamente in quest'Aula una battaglia, ma noi continueremo a combattere, perché la Divina Commedia, fonte prima della nostra identità di italiani, sia studiata dalle generazioni che verranno e non vilmente censurata come vorrebbe qualcuno. Saremo sempre qui contro ogni oscurantismo globalista, contro ogni tentativo di violentare la nostra identità, ciò che noi siamo. Viva l'Occidente, viva le nostre radici giudaico-cristiane e viva la libertà, nunc et semper. Fiero argine, orgogliosa trincea, votiamo no alla svendita del nostro patrimonio. Colleghi, no rimuovete quei cartelli. Pregherei di rimuovere i cartelli, grazie. Colleghi, rimuovete quei cartelli, pregherei di rimuoverli. Rimuovete quei cartelli, grazie. Sì. Anche quando è finito il servizio fotografico, onorevole Ziello, naturalmente, ecco. Qui Parlamento. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18:30 con l'avvocato Celeste Collovati, solo su RPL, la tua radio. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Ogni donna sogna il principe azzurro. Lì sono poligoni, Poligami. e qui sono puttanieri. Possibilmente single. Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minazzoni, Caterina Guzzanti, Loretta Goggi ti aspettano al cinema per una nuova commedia romantica tutta al femminile. Burraco fatale, al cinema. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Mi chiamo Benno. Allegra, parti dai. Jasmine Trinca, Clive Owen, un cast d'eccezione per un insolito road movie. Dritti verso nord? Dritti verso nord. Guida romantica a posti perduti, un film di Giorgia Farina, dal 24 settembre al cinema. Parti bello. Potrebbe capitare anche a te. Sai cos'è un clacson di cortesia? Di incontrare Che cosa vuole? l'uomo sbagliato. Voglio che lei impari a chiedere scusa nel giorno sbagliato. E vedrà che imparerà con la violenza e il castigo. Il premio Oscar Russell Crowe. Il giorno sbagliato. Dal 24 settembre al cinema. Ora comincia la sua prima lezione. Bambini, ma voi lo sapete chi è il papà di Valerio? È un eroe. Una coraggiosa lettera d'amore di un figlio a un padre. Ma perché non me lo dici? Che cosa? Che hai paura? Vincitore al Festival di Venezia. Pierfrancesco Favino in Padre Nostro. Dal 24 settembre al cinema.
Tra poco arriva Roberto Marcato su queste frequenze, il più votato, ma anche questo, ragazzi, 34.870 visualizzazioni. Abbiamo sentito Un altro giorno di Davide Rossi. Ciao Davide! Ciao a tutti! Complimenti dalla provincia di Rieti. Ti lascio una canzone, hai duettato con i più grandi, perfino in tour in America, hai aperto il concerto di Bocelli, finale X Factor al Forum di Assago, quarto posto, duetti con Tiziano Ferro, Lewis Capaldi, Robbie Williams, ma anche un mondo di solidarietà. Sei stato sabato scorso all'Arena Flegrea di Napoli per questa bella kermesse di beneficenza, e questa canzone Un altro giorno, Davide Rossi, da cercare su YouTube, con una modella, signorina, non so, magari la tua fidanzata, che è qui, ha fatto risvegliare tutti i registi, anche quelli che erano in turno dalle 7 di questa mattina, si sono svegliati di colpo. Davide, una delle più belle presentazioni che ho mai ricevuto. Che gentile, no, complimenti davvero, perché c'hai un curriculum da far tremare i polsi, ragazzi, hai fatto delle esperienze stupende, cioè io non so neanche da che parte iniziare, dal cantante con cui hai duettato che ti è rimasto più impresso. Più impresso Lucio Dalla, te lo dico sempre. Cacchio. Grande artista, e che poi purtroppo ci ha lasciato forse anche troppo presto. E come? Che ricordo, ragazzi. Sì, quello è il ricordo più grande. Poi diciamo che tra tutti gli altri c'è uno spazio un po' per tutti nel cuore, perché comunque è una cosa importantissima e che me la ricorderò per tutta la vita. Vorrei vedere, e soprattutto la gente si ricorda di te perché sei apparso tanto in televisione. Questa è una marcia in più importantissima per chi fa musica indipendente, per chi comunque non è legato a grossi interessi, non riesce a entrare in programmazione quotidiana su Radio Italia, su RTL o su Dimensione Suono, e sai comunque avere una visibilità, a parte sui social dove sei seguitissimo, ma in questo caso sei stato per tanto tempo in Ti lascio una canzone in televisione, e questo ti dà comunque un ricordo importantissimo nella testa della gente, che a quel punto dice: te che lo vado a cercare su Facebook, su Instagram, Davide Rossi Un altro giorno, da non confondere con un politico della Lega, devo ripeterlo, perché io ho cercato Davide Rossi, mi è venuto fuori subito, guarda, ce n'ho tanti di omonimi, questo della politica mi è nuovo. Tu pensa, ad X Factor avevo un cameraman che si chiamava uguale a me e un pianista anche uguale a me, e poi c'è un violinista che si chiama uguale a me, c'è il figlio di Vasco Rossi, e adesso il politico si è aggiunto alla lista. Senti, allora diamo bene il contatto giusto, cioè chi ti vuole cercare in questo momento cosa deve scrivere, perché poi c'è il segretino, scrivere qualcosa in più. Sì, chi mi vuole cercare in questo momento su le piattaforme di streaming per ascoltare la musica può farlo scrivendo Davide Rossi, e apparirà la mia immagine, quindi per chi conosce la mia immagine andrà lì. Per chi vorrà trovarmi su Google e magari cercare qualche foto, qualche notizia, qualche articolo di giornale, scrivere Davide Rossi X Factor oppure Davide Rossi cantante, e uscirà, o cantautore, musicista, e uscirà tutte le informazioni utili. Mi raccomando. E poi sui vari social, Instagram Davide Rossi Off, e su Facebook c'è anche una pagina artistica di Davide Rossi. Poi se volete cercare anche il cameraman va bene, ma in questo caso ragazzi, dopo un pezzone del genere, Un altro giorno, Davide Rossi, cercatelo anche su YouTube. Davide, cosa bolle in pentola? Dove ti beccheremo prossimamente? Cosa stai preparando? Allora, sto lavorando insieme ad un team che stimo molto alle mie spalle, e che ci vuole per forza, perché altrimenti da soli non si va da nessuna parte. Stiamo lavorando, stiamo rendendo nuove alcune cose, e ci sono delle idee da capire e da portare a termine. Non posso parlarti di album adesso, posso parlarti di invece singoli che magari usciranno,
e di progetti un po' più grandi di cui non parlo perché sono anche soprattutto sogni nel cassetto che devono avverarsi. Beh ragazzi, penso che si avvereranno, te lo auguro, perché davvero stai facendo esperienze stupende in televisione, sui palchi, calcando palchi in compagnia di personaggi che hanno tanto da insegnare, per cui noi ti seguiamo molto volentieri, e quando hai novità e soprattutto quando passi da Milano sai che c'è una porta aperta, ti ospitiamo volentierissimo. Grazie. Volentieri, anche per me è un piacere. Davide Rossi, buon lavoro, a prestissimo. Grazie mille, buona giornata. Buona giornata, Davide. Ciao. Questo è un figo davvero, ragazzi. Cioè, andare sul palco con personaggi così importanti, introdurre il concerto di Bocelli. Basta, non parlo più. Signori, tra pochi minuti arriva Roberto Marcato, il più votato in Veneto. Di fianco a me c'è il sindaco Baraggia, che come minimo, sindaco, ti stai già preparando qualche domandina da fargli, perché poi sai che c'è questa diatriba per cui vogliono far litigare Salvini un po' con tutti, e naturalmente il primo è il presidente della regione Veneto. Innanzitutto Roberto Marcato, io lo conosco dei tempi che furono, perché negli anni 90 già girava ed è sempre stato un grand'uomo, un grande personaggio, e è sempre un piacere sentirlo parlare. E chiaramente sono i complimenti, però devo dirli, perché essere il più votato della regione Veneto, questo dimostra il bene che gli vogliono i veneti, ma vuol dire anche come ha lavorato sul territorio. E lui ci sta già ascoltando, sta ascoltando i complimenti, per cui direi di presentarvi, aspetta che faccio da modello DJ, signore e signori, il più votato, Roberto Marcato! Ciao. Grazie per la presentazione straordinaria. Ciao Roberto, con me il sindaco Baraggia, anche lui ti saluta, Matteo Baraggia. Matteo. Ciao Matteo. Ciao Roberto. Senti, allora non so da cosa, prima di tutto mi sono scritto qualche riga, adesso me la devo leggere. Allora, mister 11.600 preferenze, rieletto consigliere regionale in Veneto, Roberto Marcato, assessore alle attività produttive e recordman di preferenza in Veneto nella lista Lega, e questo è importante specificarlo. Soprannominato Bulldog, futuro vicepresidente del Veneto, sindaco di un'importante città per erigere la capitale del nord-est, ma anche attento selezionatore di mele dai cestini. Questa cosa che hai detto sulle mele è andata da tutte le parti, l'hanno ripetuta importanti esponenti della Lega, però è vero, Marcato, qui ci vogliono far litigare. La stessa roba con Totti, ragazzi, va bene, Totti non è della Lega, però ci vogliono far litigare con tutti quanti, cioè chi è andato bene, chi ha avuto successo, è stato votato, allora litiga con Matteo Salvini. Tu ci hai provato a spiegarlo ai giornalisti deficienti, dal verbo latino intransitivo deficior, mi raccomando, che non capiscono e dicono no, c'è Zaia che adesso litiga con Salvini litiga con Zaia, però è difficile, Marcato, non ti stanchi mai, perché poi sei anche molto più tosto di noi, insomma riesci a resistere, ma che pazienza che bisogna avere, Roberto. Ma stai detto adesso, però parliamoci chiaramente, alle opposizioni, alla sinistra, ma anche ai giornalisti stessi, che cosa rimane? Allora tu hai un segretario del primo partito d'Italia, perché così è, che va in giro e riempie le piazze con un entusiasmo che dalle altre parti si sognano. In Veneto hai un presidente uscente che fa il risultato storico più importante della storia delle regioni d'Italia. Cioè, francamente, che cosa vuoi che resti all'opposizione se non creare questa suggestione per cui domani mattina Zaia di nascosto arriva e si mette d'accordo e diventa lui il segretario della Lega? Cioè, che poi, anche qua vuol dire proprio non conoscere le persone, perché chiunque conosca Luca Zaia sa che da quando ha 13 anni lui non ha mai voluto avere ruoli di partito. Cioè, proprio è una cosa che non è nelle sue corde, non gli interessa, non è una cosa. Poi, e fanno due lavori diversi, uno fa il segretario politico e lo fa divinamente, uno fa il presidente di regione e lo fa altrettanto divinamente. Ma qual è il problema? Dopodiché
capisco che è una suggestione che fa vendere i giornali, che fa dibattiti politici, riempie i talk show, è una suggestione straordinaria. Cioè, va bene, insomma, parliamo di questa suggestione. Io non faccio altro che rispondere a domande di questa natura, sono 4 giorni che faccio solo questo e continueremo a rispondere. Cosa vuoi fare? No, adesso... Se queste domande mi facessero dimagrire sarei felicissimo, perché ogni volta che rispondo all'intervista del Menga perdo 1 chilo, sarebbe bellissimo. Purtroppo non è così e quindi oltre allo sforzo non c'è nemmeno la soddisfazione. Adesso apriamo le linee allo 0266203529, chi vuole fare una domanda a Roberto Marcato deve chiamare in questo momento 0266203529 oppure whatsappare al 346 642 7756. No, questa sai che adesso ci chiamiamo RPL, ma siamo sempre quella rete dei popoli liberi che si chiamava anche Radio Padania Libera, e chiaramente qui si parla di autonomia. C'è qualcuno anche che ogni tanto sussurra quella termine secessione che subito facciamo finta di niente, però Marcato, tu sei uno di questi rappresentanti, il desiderio di autonomia della nazione Veneto, tanti voti, tantissimi li hai presi anche per questo, e io unisco naturalmente, perché sennò ci dicono ecco guarda RPL ancora Radio Padania parlano di secessione. No, uniti all'interno delle differenze, delle responsabilità. L'autonomia deve arrivare in tutta Italia, ritiriamo fuori le macro regioni di Miglio, Azzolina, ma se non la facciamo adesso che avete preso tutti quei voti in Veneto, facciamo un atto forte, risolutorio, sì, così ci mandano ancora qui i gendarmi come in Bellerio un po' di anni fa. Tra poco ti faccio rispondere, ma intanto sentiamo le voci degli ascoltatori. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Ciao. Buongiorno, sono Sergio da Bolzano. Ciao. Buongiorno Assessore Marcato. Io ho avuto l'onore di conoscerla 5 anni fa a Bolzano in un'altra occasione elettorale. E io sono di origine veneta, pertanto sono vicino al Veneto. Senta, e volevo fargli una domanda. Speriamo che questa volta veramente sia la volta buona per ottenere l'autonomia nel Veneto. Io le chiedo di non fare nessun passo indietro, perché sicuramente a Roma faranno i furbi e cercheranno di mettervi i bastoni fra le ruote. Ma io sono sicuro che il Presidente Zaia questa volta non cederà di un centimetro. Ecco, questo è il mio augurio per lei, per il suo lavoro, per tutta la giunta regionale del Veneto e per il Presidente Zaia. Grazie e viva la Lega. Buongiorno. Grazie. Prendiamo un'altra chiamata allo 0266203529. Roberto Marcato in diretta su RPL. Pronto? È caduta, è svenuta. Sindaco Baraggia, vuoi fare una domanda anche a te? Ti unisci? Mi unisco praticamente a quello che ha detto il suo ascoltatore. Io sono per le autonomie, sono un federalista convinto e puro e vorrei vedere un'Italia repubblica federale fondata sui principi costituzionali, con le regioni veramente autonome. Allora, contiamo che ci sono anche sicuramente giornalisti di Repubblica e della Stampa all'ascolto. Roberto, bisogna dare una risposta senza far scrivere alle agenzie che ecco Roberto Marcato torna il secessionismo, RPL eccetera, e cerca di dare una risposta però che rincuori anche chi davvero sta aspettando, ma non soltanto in Veneto o in Lombardia e nelle regioni del nord, ma in tutta Italia davvero. Matteo Salvini, e non lo diciamo perché siamo proprio sotto il suo ufficio, ma in questi mesi, in questi anni ha parlato anche di autonomia, lo ha detto chiaramente che l'autonomia è l'unica ricetta possibile per salvare questo paese. È chiaro che ci voleva un risultato forte e il risultato forte è arrivato proprio in Veneto. Roberto Marcato. Sì, guarda, io tutta la mia campagna elettorale la parola che non è mai mancata nelle comunicazioni social, nei cartelloni, nelle ospitate televisive è l'autonomia, così come per il Presidente Zaia. Cioè per noi è la madre di tutte le battaglie. Noi siamo profondamente convinti che il Veneto meriti l'autonomia, ma tutto il paese merita l'autonomia. Ma adesso scusa, io faccio un discorso proprio di una banalità estrema. Questo governo, dal dopoguerra ad oggi, ha avuto un unico sistema che è quello centralista romano. La domanda è,
In questi ultimi 30 anni, prendiamo gli ultimi 30 anni, gli ultimi 20, da dopo Tangentopoli, il divario fra nord e sud è aumentato o si è ridotto? La capacità di fare impresa al sud è aumentata o si è ridotta? Ragazzi, è tutto uguale. Perché se qualcuno mi dimostra che il sistema che abbiamo oggi aiuta il Sud a crescere e aiuta tutto il Paese ad essere competitivo nel mondo, ma io divento centralista domani mattina? Ma siccome i dati ci dicono in maniera incontrovertibile che questo è un sistema che costa solo di inefficienza della pubblica amministrazione e di burocrazia 200 miliardi all'anno, cioè qualcuno mi deve spiegare per quale motivo noi dovremmo continuare con questo sistema. Allora, noi diciamo semplicemente, usiamo un altro sistema, tenendo il Paese unito, ma portando la responsabilità da Roma ai territori, in modo tale che un cittadino, una volta che si elegge il proprio sindaco, il proprio presidente di provincia, il proprio presidente di regione, è in grado di valutare complessivamente l'attività politica fatta da questi rappresentanti. Punto. Mi lasci anche le competenze e le risorse, in modo tale che io possa serenamente assumere la responsabilità della spesa e delle decisioni. Cioè, ma che cosa c'è di sbagliato in questo ragionamento? Mi sembra talmente banale che anche un bambino di quinta elementare può capirlo. Cioè, il sistema che abbiamo non funziona, usiamo un altro. Aspetta che c'è qualcuno che ti vuole rispondere, una sorpresa, abbiamo Giorgia Meloni al telefono, pronto? Non sono proprio Giorgia Meloni, però... Ma mi fate anche gli scherzi, pensavo che volesse rispondere, non ci risponde Giorgia Meloni. Avanti all'ascoltatore, prego. Ciao, sono Simone da Treviso, Marcato, complimenti ancora. Grazie Simone. Ascolta Marcato, visto che te sei sempre stato, io indietro, te sei sempre stato coerente e preciso su queste robe, e sì, la dimostrazione l'hai avuta in questi 4 giorni di ferie che ti sei preso. Dai, scherzi a parte. Io voglio fare i complimenti alla Regione, parlo da Veneto che lavora in tutta Italia. Ho avuto dei grossi problemi durante l'apertura Covid dopo l'apertura Covid, per dire, per tutelare la mia attività da un semplice... Tutti hanno scritto che chi tornava dalla Croazia, dalla Francia, dalla Malta e via dicendo, doveva sottoporsi al tampone, giusto? Sì. Ora, sì. Io ho un negozio dove ho delle dipendenti e se parte un focolaio la responsabilità, tutta da dimostrare, però è mia come titolare del negozio. Come faccio, avevo questo quesito, come faccio a difendermi da un probabile avventore, cliente, chiamalo come vuoi, che non dichiara da dove arriva, che mente, che no. Ho chiesto al 1500, ho chiesto al Ministero della Sanità, l'unica che mi ha risposto è stata la Regione Veneto, che mi ha detto come fare per tutelarmi, per cui grazie, perché anche sulle piccole cose, che poi non è proprio piccola sta roba perché è penale, no. Ma sulle piccole cose ci siete vicini. Grazie. Grazie a questo ascoltatore. Prendiamo ancora una chiamata allo 0266203529 e poi facciamo rispondere Roberto Marcato. Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno. È in linea? L'abbiamo persa. E allora diamo di nuovo il mic a Roberto Marcato, partendo però dallo scherzo che ti ho fatto prima. Giorgia Meloni che è uscita tra virgolette vittoriosa. Dio, mi sembra di parlare del PD, anche Zingaretti ha vinto, però lei veramente comunque è riuscita ad aggiudicarsi grazie ai voti della Lega, la regione Marche. Poi vabbè, c'era qualche altro candidato che non ha avuto lo stesso successo, ma tralasciamo. E come conciliamo questa voglia di autonomia con Giorgia Meloni che è, diciamo, più centralista di lei? Forse ci sono soltanto i 5 Stelle. Bisogna mettere nero su bianco le cose. Noi gli daremo il presidenzialismo, che ci eccita comunque politicamente a noi della Lega, l'idea di eleggere personalmente un Presidente della Repubblica. Io sono già eccitato politicamente e lei ci deve dare l'autonomia. Marcato. Guarda, allora io ho lanciato questa cosa a gennaio, quando il Gazzettino mi intervista e mi chiede: ma è scontata l'alleanza di centrodestra alle prossime regionali? E io dissi in quell'intervista proprio in maniera secca: no, non è scontata, lo sarà solo se i segretari nazionali dei 3 partiti che compongono il centrodestra firmeranno un patto di sangue sull'autonomia, e ho detto anche non sull'autonomia
in termini filosofici, ma sul progetto autonomista che abbiamo depositato con la delegazione trattante capitanata dal professor Bertolissi, costituzionalista straordinario, in Parlamento e al governo. Punto. È stata una trattativa che vi lascio immaginare, all'ultimo giorno utile prima di presentare le liste, Meloni, Berlusconi e Matteo Salvini hanno firmato questo patto per l'autonomia che prevede anche il presidenzialismo, che come dici tu a noi piace moltissimo. Io l'ho pretesa questa firma perché mentre per quanto riguarda Salvini dalla nostra parte non abbiamo problemi, su Berlusconi forse meno, ma sulla Meloni, essendo loro di estrazione culturale assolutamente centralista e patriottica, se qualche dubbio, insomma, allora per non sapere leggere e scrivere io ho voluto tutelare la nostra regione, i nostri elettori, i nostri cittadini e anche il nostro partito. Su questo ho preteso una firma. Per fortuna che mi hanno ascoltato e hanno firmato questo patto il giorno prima, ma l'hanno firmato. Bene, speriamo veramente che si possa continuare su questo argomento parlandone tutti i giorni e spiegando a Roma, insomma, che non c'è niente di strano a parlare di autonomia, lì c'è gente ancora che si straccia le vesti. Roberto, che farai da grande? Questa è la domanda che ti stanno facendo un po' tutti. E davvero l'idea di fare il sindaco ti piace? No, allora il tema è che sono mesi che a Padova tutti me lo chiedono, gli esponenti delle sezioni di categoria sociali, delle categorie sociali, o tutti anche rappresentanti del mondo accademico, o tutti mi chiedono sta disponibilità. Ovviamente questa cosa qua mi inorgoglisce molto. Però come dire, il candidato o la candidata al Comune di Padova deve essere una persona quanto più condivisa innanzitutto dal territorio e poi dalle forze che compongono la maggioranza. Padova è una città bellissima, straordinaria, che merita tutta l'attenzione possibile e immaginabile, quindi sarà un percorso di costruzione e della candidatura e della maggioranza su cui ci impegneremo sicuramente. Ecco. Di una cosa sono certo, che il candidato o la candidata al Comune di Padova dovrà essere assolutamente condivisa con tutti gli altri partner della coalizione, ma indicata da noi. Questo mi sembra il minimo, insomma, perché noi ci assumiamo la responsabilità delle scelte che faremo, ma lo facciamo con le persone che indichiamo noi. Minimo, e qui arrivano i ringraziamenti da parte di Semi Varin, del sindaco Baraggia, che ti saluta. Grazie Roberto, grazie mille. Grazie a voi, un abbraccio a voi e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie Roberto. Ciao Roberto Marcato e ciao da Semi Varin, a domani. Ciao a tutti. Ciao. Avete ascoltato Potere al Popolo. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?